La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i gironi per il campionato di promozione Sicilia 2019-2020. I raggruppamenti sono 4 da 16 squadre, girone A, girone B, girone C e girone D. Le squadre agrigentine sono tutte nel girone A, sono in 5 e sono il Casteltermini, l'Empedoclina, il Football Gattopardo di Palma, Camarat, l'Unitas di Sciacca sono state inserite nel girone A con squadre del Palermitano, Trapanese e Nisseno. Un girone di ferro, insomma, con squadre ben attrezzate e pronti a darsi battaglia. Manca però l'Agragas, che è stata ammessa al campionato di eccellenza. Tra le agrigentine più ambiziose sicuramente c'è l'Unitas di Sciacca del confermato allenatore Vincenzo Piazza, che abbiamo visto giocare domenica nel Montreal dedicato a Giovanni Alessi. La società Verdenero, sulle ali dell'entusiasmo, punta alla seconda promozione di fila, confermando lo zoccolo duro che ha vinto a mani basse il campionato di prima categoria, uno su tutti l'attaccante Pasquale Galluzzo, autore di 28 gol. Arrivato pure il bomber Roberto Cortese, centrocampisti Peppe Priolo e Andrea Tummiolo, il portiere Alessio Zummo. In Coppa Italia si parte subito con 2 derby, quello del mare tra il Sciacca e Empedoclina e quello della montagna tra il Casteltermini e il Camarat, mentre la squadra del Gattopardo di Palma di Montechiaro è stata riaffidata a Pietro Allotto, che ha rischiato di non iscriversi e se la vedrà con la Nissa. Questo torneo anno dopo anno ha visto sempre protagoniste le formazioni agrigentine. Occhio al giovane Camarat e all'Empedoclina, che comunque ha effettuato degli acquisti importanti e che potrà quindi dire la sua fino in fondo.